Tutelare l'ambiente e la salute umana senza però creare allarmismi è uno dei passaggi contenuti nella risposta dell'ASL 4 al sindaco Elisabetta Ricci in merito al valore di PFAS rilevato nell'acqua potabile di Rapallo, che contrassegna una posizione chiara rispetto al dibattito aperto dalla pubblicazione del rapporto Acque senza veleni di Greenpeace. L'acqua prelevata da una fontanella pubblica di Rapallo era finita per essere il campione ligure con il più alto valore di PFAS, termine che raccoglie più di 4.000 sostanze utilizzate in vari ambiti industriali altamente contaminanti, alcune delle quali, attraverso l'accumulo, sono state riconosciute come cancerogene o potenzialmente tali. In realtà il valore di PFAS dell'acqua potabile di Rapallo, 28,6 nanogrammi al litro, sta ampiamente al di sotto del limite imposto dalla normativa europea, 100 nanogrammi al litro. Il sindaco Elisabetta Ricci aveva comunque chiesto un approfondimento e ASL e Reti, enti deputati a controllare e gestire i servizi idrici, hanno risposto dando rassicurazioni sulla qualità dell'acqua e sui progetti di monitoraggio in atto, invitando a non creare allarmismi su un tema da attenzionare ma non di carattere emergenziale. Per quanto riguarda la ASL afferma che tutti i valori riportati relativi al comune di Rapallo risultano conformi a quanto previsto dalla vigente normativa. Le sostanze però sono attenzionate e verranno attenzionate anche in futuro. È stata sentita la Regione Liguria, si stanno attivando per rispondere complessivamente a livello regionale quanto prima. Le acque risultano conformi però alla normativa nazionale ai sensi del decreto legislativo 18 del 2023 che recepisce la direttiva europea del 2020, la 2184. Inoltre i Reti ha risposto che già dal 2018 hanno iniziato un programma di monitoraggio di questi composti sia sulle captazioni che sulla rete di distribuzione. In particolare a Rapallo sono stati effettuati 89 prelievi tra captazione ed acqua di rete. Tutti i campioni analizzati sono risultati ampiamente inferiori ai livelli stabiliti dal decreto, pertanto non si registrano criticità sulla qualità dell'acqua distribuita.